buonasera, sono Francesco Marangon, io lavoro all'Università degli Studi di Udine e in questo momento ho l'onore di essere il delegato del Rettore per il settore della sostenibilità, che è il settore che in particolare in questo momento ha curato questa iniziativa che vede una collaborazione con 4 città del Friuli, Udine appunto, ma anche Cividale del Friuli, Tolmezzo e Gorizia, presso le quali città abbiamo pensato di organizzare una serie di incontri che hanno in comune appunto il tema dello sviluppo sostenibile. Quello che vedete andare alle mie spalle, ecco, è il video che è stato realizzato, come vedete anche con i loghi finali della città, in questo caso di Udine, che ci ospita e ci ha dato questa possibilità di collaborazione, e sono dei video che abbiamo realizzato e che cercano di dare uno sguardo sulle 4 città, un po' particolare, diverso dal solito, con delle riprese di vario tipo, e che si concludono simbolicamente con l'incontro dell'università, rappresentata anche da me, ma anche dalla dottoressa Missana, Alessandra Missana, che ha progettato e ideato questi incontri come ufficio divulgazione scientifica dell'Università di Udine, e altri che ci accompagnano in queste avventure, con rappresentanti delle amministrazioni locali. Nel caso del video appena visto era l'assessore Barillari, in altri casi abbiamo incontrato i sindaci o altri assessori. Insomma, una bella esperienza che ci ha portato ad iniziare con i primi di settembre, quindi proprio qui a Udine, con un evento al Parco Loris Fortuna, e siamo oggi al 4º incontro dei 6 che abbiamo organizzato con il Comune di Udine, con anche il progetto Città Sane. Il tema di questa sera è un tema molto importante, molto interessante e fra l'altro anche sarà proposto da 2 persone che del tema stesso hanno una pluriennale competenza ed esperienza a livello locale, regionale, ma anche ben più ampio. Il titolo di questo incontro è Ripartire dopo la pandemia, l'economia circolare può trainare la ripresa? Punto di domanda. Il tema quindi centrale, l'espressione centrale dell'incontro di questa sera è l'economia circolare, e cercheremo proprio con i nostri 2 ospiti, che ringrazio subito per aver accettato il nostro invito, cercheremo un po' di entrare in questa espressione, che è una delle espressioni che negli ultimi anni stanno così occupando anche una comunicazione non tecnica, giornalistica, dei social media e di tanti altri ambiti, certe volte forse magari non in maniera del tutto mirata e appropriata. Penso ad altri temi come quello che fa da sfondo a tutti gli incontri del concetto di sviluppo sostenibile, ma penso ad altri termini che noi anche incrociamo come quello di bioeconomia, di green economy e via di questo passo. Quindi questa sera cercheremo con i relatori proprio di occuparci di questo argomento e anche di collocarlo nella particolarità della fase che stiamo attraversando, che stiamo per superare, tanti punti di domanda che potremmo ancora porci. Quindi ripartire dopo la pandemia è il concetto di ripresa, e l'economia circolare può essere una strada per darci questo spunto. E infatti, a conferma della appropriatezza, direi, del titolo, per il quale ringrazio il collega Antonio Bassarutto di avercelo proposto, proprio l'altro giorno, non più tardi di venerdì, ho trovato su un quotidiano nazionale un'intervista, una delle tante che rilascia il Ministro per la transizione ecologica, detto anche per la transazione ecologica. Questa è una battuta che gira moltissimo, ma rimaniamo nella dicitura ufficiale, transizione ecologica. A un certo punto dice, proprio il titolo di questa intervista dice, virgolettato come proprio un pensiero, un'affermazione del Ministro Cingolani, le 3 armi per ridurre la CO2 e salvare l'ambiente. Ebbene,
una di queste armi che il Ministro propone è proprio quella dell'economia circolare. Quindi c'entra su questo tema uno dei tanti modi, anzi in questo caso addirittura dei 3 soli, che dovrebbero essere considerati come fondamentali per affrontare la questione, una delle questioni cruciali del nostro tempo, è estremamente urgente, come varie iniziative anche di questi giorni, come quella che vede protagonisti i giovani, o quella che vede oggi aprire un ciclo di iniziative, di cui questa, fra l'altro, anche è un esempio, cioè il Festival dello Sviluppo Sostenibile, proposto a livello nazionale dall'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, in sigla ASVIS, di cui fa parte la rete delle università per lo sviluppo sostenibile, che vede l'Università di Udine fra le realtà che l'hanno fondata e di cui naturalmente noi siamo convinti sostenitori. Quindi la rete dell'Università per lo Sviluppo Sostenibile, l'ASVIS, aderisce al festival che inizia oggi e che vede questo evento come uno degli eventi proposti dall'Università di Udine. Quindi che cosa diciamo questa sera? Beh, diciamo che è il momento di entrare in questo tema, spiegare, direi, e questo chiederei al collega professor Antonio Massarutto di aiutarci a farlo, cioè capire l'economia circolare. E lo chiediamo proprio al professor Massarutto, che è docente, come il sottoscritto, presso l'Università degli Studi di Udine. Operiamo nello stesso Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, quindi siamo economisti, questa è la nostra collocazione più ampia. In particolare il professor Antonio Massarutto è docente, appartiene al settore della cosiddetta economia applicata e insegna proprio vari corsi nel tempo, come ci capita, ne ha insegnati diversi. Non so che lezione hai appena finito, non so se di Public Economics o qualcos'altro, adesso se vuoi ce lo racconterai, è una cosa più particolare. Ma quello che voglio solo dire, e poi gli passo subito la parola, è che siamo molto contenti che abbia accettato di fare questo suo intervento, di essere qui presente con noi stasera, perché nelle molte iniziative che lo vedono coinvolto a livello nazionale, ma dicevo anche internazionale, anche recentemente trasmissioni, è ospite spesso di trasmissioni anche a livello nazionale, ma ricordo che a luglio di quest'anno non era assieme a me e all'altro relatore in un evento che si è tenuto a Malborghetto Valbruna, che si chiama Nano Valbruna, che quest'anno era una tavola, fra le altre cose ospitava anche una tavola rotonda dedicata all'economia circolare, perché nello stesso momento era all'Isola d'Elba, uno dice vabbè, stiamo scoprendo gli altarini, no, era a partecipare all'evento di un Elba Book Festival, perché è risultato finalista della prima edizione, credo, del premio Demetra, un premio che un consorzio che si occupa di recupero e riciclo degli imballaggi a base di cellulosa, quindi siamo in pieno tema, e il libro di Antonio Massarutto, Un mondo senza rifiuti, viaggio nell'economia circolare, è risultato fra i finalisti di questo importante e interessantissimo premio. Medaglia d'argento, è sempre un ottimo risultato. Quindi abbiamo una persona che da tempo si occupa di questi temi, ha anche scritto questo interessante libro edito dalla casa editrice Il Mulino nel 2019, che consiglio a tutte e a tutti, ma adesso sentiamo dalle sue parole che cos'è l'economia circolare, se è questo il tema che vuole affrontare. Come preferite, questo vedi tu, puoi darti anche un po' di spazio per introdurre, ecco, prego. Allora, comincerei col dire che l'economia circolare è un bellissimo e fortunato slogan. Come tutti gli slogan che vengono usati in pubblicità, no? O per trasmettere dei messaggi, serve a trasmettere in modo efficace, sintetico e conciso un messaggio, serve, se vogliamo, anche come sprone, come parola d'ordine per mobilitare l'azione collettiva. Ma come tutte le parole d'ordine di questo tipo va preso alla lettera fino a un certo punto, nel senso che non va interpretato come una sorta di agenda di cose da fare, da eseguire in modo dogmatico, ma più che altro come un principio, come una direzione di marcia. Io nel mio libro faccio il paragone con
perché Francesco sa che amo molto fare i paragoni un po' spericolati, con i Re Magi e la stella cometa, no? La stella cometa, l'economia circolare è un po' la nostra stella cometa, cioè ci indica la direzione verso cui dobbiamo andare, però noi non siamo degli astronauti che vanno sulle stelle comete, andavamo a Betlemme. Quindi senza perdere di vista Betlemme, che è il nostro destino, la stella cometa ci può indicare la strada da seguire in mezzo al deserto in cui ci troviamo. Che cos'è l'economia circolare in poche parole? È appunto uno slogan coniato, pensate un po', da una navigatrice solitaria che qualche tempo fa batté il record del mondo di giro del mondo in barca a vela senza scalo, a bordo di un catamarano costruito con le tecnologie più avveniristiche e più straordinarie, quindi scafo in titanio, con tutto, non vi dico gli accorgimenti tecnici che questa barca aveva, in poco più di 71 giorni per l'esattezza, partì dal canale della Manica, fece il giro intorno all'Antartide e ritornò al canale della Manica stessa, senza scalo, quindi senza mai scendere a terra, e quindi costretta a basarsi soltanto sulle poche cose che aveva a bordo. Ora, se uno parte in catamarano per fare il giro del mondo, partendo dalla Manica, attraversando l'equatore, per andare poi in Antartide e ritorno, deve essere vestito pesante perché in Antartide fa freddo, ma anche leggero perché l'equatore fa caldo. Deve avere a bordo il cibo che gli serve, ma non troppo perché sennò la barca è troppo pesante. Deve avere vele e scafi robusti, ma non troppo perché altrimenti ci mette troppo tempo. Quindi deve trovare il miglior compromesso possibile fra l'efficienza nell'uso delle risorse e una disponibilità limitata, appunto, che gli permetta di ottenere questo risultato straordinario dal punto di vista sportivo che ha ottenuto. E l'ha fatto, appunto, con una barca che era il trionfo della tecnologia non soltanto marinaresca, diciamo, applicata alla barca a vela. Evidentemente durante questi 70 giorni da sola si deve essere un po' annoiata, povera Fia, e ha pensato a cosa fare dopo, perché ha detto, metti mai che riesco a batterlo sto record, dopodiché non avrò più niente da fare come velista, quindi mi devo inventare un mestiere nuovo. Pensa che ti pensa, le viene in mente che, lei dice un bel giorno proprio in cui si è resa conto che mentre stava nei mari dell'Antartide gli esseri umani più vicini a lei erano gli abitanti della Stazione Spaziale Europea, che orbitava nel frattempo lì intorno. Quindi, ma questa cosa mi ha fatto pensare e ho capito che il mondo è un po' come la mia barca. Ossia il mondo è una astronave, una navicella spaziale che gira per l'universo con un carico di risorse dato. Questo carico di risorse dato deve servire per un viaggio che non durerà 70 giorni, ma durerà presumibilmente, si spera, il più a lungo possibile, e di queste risorse che possiede deve fare tesoro. Come faccio io a bordo della mia barca? Ecco che da questa idea apparentemente banale, no? che fra l'altro non è nemmeno così originale se vogliamo, perché negli anni 60 un nostro insigne collega, Kenneth Boulding, aveva già coniato questa idea della Terra come navicella spaziale, no? Quindi aveva fatto la differenza fra quella che lui chiamava l'economia del cowboy, che è quello che arriva, consuma, depreda, distrugge, e quando ha finito di depredare e di distruggere ha sempre un posto un po' più a ovest dove andare a raccogliere nuove risorse da depredare. Mentre invece l'astronauta è quello che deve vivere e può vivere soltanto del poco che ha potuto portarsi a bordo. La nave di Ellen MacArthur, si chiama questa signora, più o meno ha fatto la stessa cosa. Non le chiama economia lineare, economia circolare, ma è praticamente la stessa cosa, se vogliamo, che possiamo tradurre sicuramente in un obiettivo di incrementare il più possibile l'efficienza con cui noi usiamo le risorse di cui la Terra ci ha messo in dotazione. Efficienza, guardate bene, è un concetto che per noi economisti ha un significato che non sempre coincide con quello che usano altri studiosi, l'uso che ha nel linguaggio normale. Nel linguaggio normale essere efficienti vuol dire fare tanto con poco. Anche per l'economista è uguale, però vuol dire fare tanto valore con poco costo in economia. Quindi quello che conta per l'economista non è la quantità materiale di risorse che usiamo, quanto la
scarsità relativa delle risorse che utilizziamo. Quindi se il mondo abbonda di certe cose, scialacquarle non è né bene né male, è semplicemente un modo di usarle che non toglie niente a nessuno, in quanto se sono una risorsa sovrabbondante posso benissimo utilizzarla in modo inadeguato. Scusate, faccio un piccolo inciso. Chi di voi è bravo con ago e filo a rammendare i calzini? Qualcuno ci sarà, no? Quanto tempo ci si mette a rammendare un calzino che ha un bel buco sul tallone? Mezz'ora? Ok. Quindi mezz'ora di tempo. Allora la signora che viene a fare le pulizie a casa mia, che è l'unica che sa cucire in casa mia perché io con le mani che ho non ne sono capace, quindi prende 10 euro all'ora. Quindi riparare il calzino bucato costa 5 euro. Ora, se io vado al mercato con 5 euro me ne compro 3 paia nuovi. Quindi dove sta l'efficienza? Se con gli stessi 5 euro mi posso comprare 3 calzini nuovi, per quale motivo dovrei spendere 5 euro per riparare un calzino vecchio? È molto meglio, nella logica, in un certo tipo di logica economica, buttare via il calzino vecchio e comprare 3 calzini nuovi. E questo ha senso fin tanto che ho cotone a disposizione per fare nuovi calzini e fin tanto che ho buche da qualche parte in cui buttare i calzini vecchi. Questo è ciò che abbiamo fatto nell'economia del cowboy, appunto. Questo è ciò che la rivoluzione industriale ci ha convinto fosse il nostro destino. La rivoluzione industriale ci ha illuso, facendoci uscire dal tempo della penuria, che era il tempo precedente, illudendoci che grazie al commercio, alla divisione del lavoro, alla nuova tecnologia che avevamo imparato a padroneggiare, la penuria non sarebbe mai più stata un problema per l'umanità. E in effetti così, se noi guardiamo alla storia degli ultimi 2 secoli, assistiamo a una crescita esponenziale dei livelli di benessere, dell'aspettativa di vita, dell'insieme di opportunità. Voglio dire, il mio bisnonno non ha potuto scegliere di fare il professore universitario, cioè faceva il bracciante agricolo e suo figlio poteva fare solo il bracciante agricolo, perché suo papà era un bracciante agricolo e suo nonno era un bracciante agricolo. Se oggi noi possiamo scegliere cosa fare della nostra vita, dove spenderla, cosa fare nel tempo libero, perfino l'idea di tempo libero è un lusso che i nostri antenati non conoscevano. Quindi abbiamo conosciuto un progresso formidabile delle nostre condizioni di vita, però questo ha avuto anche un frutto un po' meno positivo dato dal consumo di risorse, perché appunto ciò che sembrava essere diventato assolutamente sovrabbondante, quindi la dotazione di risorse materiali, che erano il vincolo per i nostri trisnonni, ma non lo è più apparentemente per noi, lo è ridiventato alla scala planetaria nel momento in cui ci siamo resi conto che viviamo in un mondo in cui lo chiamiamo antropocene, per sottolineare quanto l'anthropos, homo sapiens, è condizionante dei destini del nostro percorso, no? Quindi, questo antropocene significa che la nostra economia, la nostra vita, ha riempito il pianeta in un modo che prima era impensabile e inimmaginabile, al punto che il pianeta è così pieno di noi che non sa più dove metterci. Non è tanto un problema di risorse naturali, perché le risorse di materie prime, voglio dire, perché quelle bene o male scarseggiano fino a un certo punto, il litio, il cobalto, però complessivamente parlando non è certamente di materie che siamo a corto, no? Piuttosto siamo a corto di capacità di assorbimento delle nostre scorie, no? Perché, dicevo prima, devo anche poterle buttare via le cose che finisco di usare e non riuso più. Questo è valso alla scala locale, ce ne siamo resi conto presto. Io sono stato qualche anno in commissione a valutazione di impatto ambientale nella nostra regione Friuli Venezia Giulia e ho potuto toccare con mano che in tutta la nostra provincia di Udine, che è una delle più grandi d'Italia, non esiste più un centimetro quadrato dove si possa realizzare una discarica a norma di legge, o perché c'è una falda, o perché c'è un sito SIC, o perché c'è un centro abitato, o perché, a prescindere dal fatto che la gente la voglia o non la voglia, ma anche se la gente la volesse, dovremmo derogare a qualche norma per poterla fare, perché non abbiamo proprio più spazio. E siamo nella provincia più grande d'Italia, che ha dentro montagna, collina, pianura, fino al mare, no?
quello che vale per le zone più congestionate del territorio italiano, pian piano vale anche per il resto del mondo. Ma ancor più il discorso vale per il clima, no? Ci siamo resi conto che la cosa apparentemente più innocua del mondo, cioè emettere CO2, cosa che tutti noi facciamo respirando, no? Scopriamo che è la causa principale di un fenomeno di proporzioni globali che potrebbe sconvolgere le nostre vite nel giro di decenni, cioè di tempi storici, non di tempi biblici, no? E perché ci rendiamo conto di questo? Perché appunto ormai le nostre emissioni sono cresciute così tanto che il pianeta non sa più dove metterle. Ecco che allora, no, il discorso del calzino si ripresenta in un altro modo, perché è vero che io posso comprare 5 paia nuove con 5 euro, ma è altrettanto vero che se io contemplassi in questo calcolo anche le conseguenze non volute del mio consumo di risorse e del mio buttar via le cose, allora altro che 5 euro. Allora l'uso efficiente della materia, l'uso efficiente dell'energia, il riciclo, il ridare vita alle cose, non è più qualcosa che siamo chiamati a fare perché le cose sono preziose e buttare via la roba se pecca, come diceva mia nonna. Dobbiamo cambiare mentalità. L'obiettivo che dobbiamo perseguire, la cosa da fare è sempre quella, ma il motivo per cui la facciamo è diverso, non è più quello di prima. Non si tratta più di salvare la roba, di roba ne abbiamo perfino troppa. Il problema è che non sappiamo più dove metterla e quindi ci conviene averne di meno. Adesso scusate se lo dico in modo un po' impreciso, ma spero che l'idea sia chiara. Tutto questo è l'economia circolare, con un'aggiunta, perché l'economia circolare si contrappone non soltanto all'economia lineare, ma anche alla decrescita felice, possiamo chiamarla così, comunque a tutti coloro che pensano che la via d'uscita dalla crisi ambientale in cui ci troviamo sia ritornare indietro a un mondo in cui si produce meno, si consuma meno, si ha di meno, ma in compenso si vive meglio, si vive più felici, eccetera. L'altro giorno ho partecipato appunto a Tutta la città ne parla, Radio 3, dove il tema del giorno era una proposta di Stefano Mancuso di piantare 1 miliardo di alberi per assorbire la CO2 e Stefano Mancuso, con la cui idea in particolare sugli alberi sono anche d'accordo, però la metteva giù, no, dobbiamo piantare alberi e non fare PIL, perché il PIL, il prodotto interno lordo, quella cosa che fino adesso è stato il totem delle nostre vite, in realtà è una cosa nociva, dannosa, pericolosa, perché ci porta a inquinare il pianeta, eccetera, eccetera. Io lì ho provato a dire la mia, cioè per me il PIL non è né buono né cattivo, il problema del PIL è che il PIL è neutro, no? Noi dobbiamo trovare il modo di fare PIL senza uccidere il pianeta. E lo possiamo fare per 2 motivi. Il primo motivo è che abbiamo le tecnologie che ci consentono di farlo e se non ce le abbiamo le potremo avere presto. Non penso soltanto alle energie rinnovabili, ma penso a tutti i modi che noi abbiamo per esempio per costruire edifici che non consumano energia ma invece la restituiscono. La casa passiva cosiddetto, per utilizzare sistemi di mobilità che consumano molto meno di quelli che abbiamo adesso. C'è molta letteratura su questo, no? C'è un libro molto bello che vi consiglio di leggere, si chiama Fattore 5, l'ha scritto Ulrich von Weizsäcker, un guru di queste cose in Germania e nel mondo. Fattore 5 vuol dire che noi potremmo mantenere intatti i nostri livelli di vita senza rinunciare a nulla, consumando 5 volte meno risorse però, impattando 5 volte di meno sul pianeta, non facendo chissà cosa, facendo le cose che sappiamo già fare, utilizzando i materiali che usavano i nostri nonni invece di utilizzare cemento armato e plastica ad ogni piè sospinto, no? È un sapere che abbiamo abbandonato per strada perché è stato sostituito da altri saperi che apparentemente sembravano più performanti, più efficaci, no? E che invece dobbiamo imparare a ritirare fuori. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che io posso fare PIL in tante maniere. Posso produrre 1 litro di Barolo o 1 ettolitro di vinaccio. Aumento il PIL uguale. Producendo 1 litro di Barolo faccio lavorare una filiera di enologi e di gente che ha studiato agronomia. Eccetera. Ribolla gialla oltre che Barolo? Sì, va bene anche ribolla gialla, c'è anche Prosecco, va bene anche il Prosecco. Hai visto che provochi? Chi è? Anche di Tokai. Ecco.
Va bene. Così come io posso aumentare il PIL comprando il nuovo modello dell'iPhone, ma anche pagando un abbonamento per l'orchestra lirica di Firenze, dove vivo con la famiglia, no? Se pago lo stipendio a un violinista, aumento il PIL tanto quanto se lo paga un operaio della catena di montaggio della Stellantis, come cavolo si chiama adesso, no? E quindi voglio dire che non è il PIL il problema, il PIL misura il valore delle cose che abbiamo. Sta a noi convincerci che è altrettanto di valore, anzi forse ancor più di valore, spendere i nostri soldi e dedicare il nostro tempo e le nostre risorse a produrre ambiente, a produrre qualità, piuttosto che a produrre cose che oltretutto abbiamo capito che non sappiamo più dove mettere. I bambini da questo punto di vista sono più avanti di noi, perché noi li rimpinziamo di giocattoli, mio figlio non sa più dove metterli, i giocattoli che ha ricevuto in regalo, che a stento ha guardato peraltro, perché poi i suoi giochi sono dei giochi che hanno bisogno di un input di denaro praticamente pari a zero, nel senso che lui si diverte davvero tirando calci a una palla, quindi una volta che c'ha la palla a una porta è contento, no? Quindi voglio dire che quindi il problema non è mettere il PIL in antitesi con il fare ambiente, anche perché, voglio dire, Stefano Mancuso ha detto questa cosa, ma usciamo da una pandemia in cui abbiamo visto e toccato con le nostre mani cosa vuol dire che il PIL diminuisce, no? Quando il PIL diminuisce vuol dire che i posti di lavoro crollano, vuol dire che la gente smette di comprare e quindi smette di dar lavoro agli altri. Il crollo del PIL, la caduta del PIL è un problema terribile per le nostre economie. La nostra economia è condannata a vivere di crescita del PIL, altrimenti non potremo permetterci né lo Stato sociale, né le forme di redistribuzione che abbiamo, eccetera. Il problema è quale PIL? Io posso spendere i soldi del mio stipendio comprando oggetti, oppure potrei spenderli per pagare una volta e mezza quel che pago adesso la bolletta dell'acqua, comprando con quel che pago fiumi più puliti, dove andare a correre e a fare canoa. Cosa che probabilmente mi piacerà di più dell'ennesimo oggetto di cui avrò. Quindi questa cosa qui, l'economia circolare, quindi per concludere, è la scommessa che il nostro PIL può crescere senza impattare sulle risorse, ma al contrario aumentando l'efficienza nell'uso delle risorse. Quindi è una scommessa sull'industria e la tecnologia, non è una risposta anti-industriale, anticapitalistica e antitecnologica. Se vogliamo, la grande novità di Ellen MacArthur e compagni non è tanto nelle cose che dicono, che come dicevo prima sono 70 anni che le diciamo, ma nel fatto che le dicano l'industria e la finanza, che fino adesso sono state sempre dalla parte dei cattivi, ben contente di esserlo, e hanno sempre relegato questi temi fra i piccoli fastidi di cui bisogna occuparsi nella vita, ma senza che la cosa venisse presa sul serio. Oggi finanza e industria sono i primi a crederci. Ovviamente sta a noi approfittare di questo, evitando che questo crederci si manifesti in quello che viene chiamato il greenwashing, no? In iniziative che sono soltanto di facciata, che servono soltanto a farsi vedere belli da parte degli altri, ma poi di sostanza ne hanno poca. E in questo, adesso credo che l'ingegner Gabriele ci racconterà qualcosa di interessante, è fondamentale che siamo noi cittadini, ma soprattutto le istituzioni, a presidiare il terreno, facendo in modo che chi afferma che sta andando verso l'economia circolare non soltanto si merita le risorse finanziarie del piano del Recovery Fund, ma le usa per qualche motivo che è coerente con la direzione che abbiamo deciso di prendere. Quindi una scommessa sulla tecnologia, sul nuovo modo di fare economia, che comporta investimenti importanti in energia, in materiali, in nuovi modelli di vita, no? E che quindi richiederà tanto lavoro, per fortuna mi viene da dire, no? Perché siamo vissuti finora, negli ultimi anni, in un mondo in cui temevamo di non saper più cosa fare, perché lavorano tutti i robot, le macchine, e quello che non fanno i robot e le macchine lo fanno i cinesi, no? Quindi qui pensavamo di essere disoccupati, candidati alla disoccupazione per sempre. La green economy ci dà una grande opportunità di trovare cose da fare e che fra l'altro sappiamo fare molto bene, noi italiani più di altri, e quindi credo che sia una grande opportunità anche per tutto il Paese, per tutti noi. Grazie Antonio Massarutto per questo quadro che ci ha fatto
navigare attorno al mondo e però anche con ogni tanto inserti con esempi molto efficaci, credo, anche a livello locale. Ecco, questa, avete sentito, è la modalità con cui chi fa ricerca in campo accademico, ma con particolari attenzioni, e questo ve lo posso garantire, il professor Massarutto è una testimonianza, molte connessioni con la realtà che ci circonda, con cui lui collabora al mondo sia pubblico che privato su questi temi. Ma a questo punto, anche preannunciato dallo stesso professor Massarutto, passerei la parola all'ingegner Flavio Gabrielcic, che come vedete appunto non è dell'Università di Udine. In questi incontri, oltre alla voce dell'Università di Udine, in certi casi c'è solo quella, anche dei solisti o delle soliste, ma in certi casi invece facciamo degli incontri a più voci, e abbiamo anche avuto la disponibilità, e ringraziamo in questo caso l'ingegner Gabrielcic, di persone esterne all'Università di Udine ma che operano all'interno delle realtà che si occupano dei temi scelti. In questo caso, come il programma che è proiettato alle nostre spalle ricorda, abbiamo qui con noi il direttore del servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Una persona che ha un'esperienza pluriennale nel campo dell'amministrazione pubblica, in particolare su questi temi. Ci siamo conosciuti perché veniamo dal territorio goriziano tutti e due, ci siamo conosciuti 20 anni fa incrociati in amministrazione provinciale a Gorizia, adesso opera all'interno della regione Friuli Venezia Giulia, ma anche mi piace ricordare, e poi gli passo la parola perché con questi due riferimenti credo ci siano tutti gli elementi per dare poi spazio al suo intervento, che un anno fa ho ripreso le carte, ed era il 1° ottobre del 2019, è stato indicato come coordinatore responsabile di un gruppo di lavoro interdirezionale, cioè vuol dire che mette assieme più direzioni, strutture dell'amministrazione regionale, sull'economia circolare, a cui poi ha avuto anche l'idea di invitare partecipanti esterni dalle 2 università, tra cui anche, al solito, il professor Massarutto e il sottoscritto. Vedete che siamo sempre lì, che non ci siamo visti a Valbruna, ma poi eravate recentemente a Ruda assieme a fare un'iniziativa sulle cose. Vabbè, però vuol dire che siamo convinti che sia importante anche questa parte del nostro modo di vivere, il nostro lavoro, i nostri mestieri particolari. Ecco, quindi c'è attenzione, la Regione sta lavorando su questi temi, fino ad arrivare ad approvare a febbraio di quest'anno, è stata pubblicata a febbraio di quest'anno, la legge regionale, la numero 3 del 2021, che al suo interno, al capo secondo, parla proprio di economia circolare. Ebbene, molti ingredienti per adesso ascoltare l'intervento dell'ingegner Gabrielcic. Grazie Francesco, buongiorno a tutti. Francesco, professor Marangon, ha già inquadrato chi sono. Allora, noi siamo partiti da dove come Regione, o meglio il mio servizio? Siamo partiti proprio nella revisione, guarda caso, del piano rifiuti. Dalla revisione del piano rifiuti stavano emergendo alcuni aspetti che poi andremo a declinare. Quello che appare evidente è che negli ultimi anni, e stiamo parlando di rifiuti urbani, poi farò un accenno sui rifiuti speciali perché anche quelli abbisognano di qualche ragionamento, mentre è aumentata in maniera significativa la differenziazione dei rifiuti, sui quali poi potremmo anche, ma non è il caso oggi di parlare delle filiere che poi hanno questi, che qualche volta ci pongono dei dubbi e ci pongono dei ragionamenti. Quello che risulta evidente è che non cala la quantità dei rifiuti. Noi oggi in Regione Friuli Venezia Giulia continuiamo a produrre circa 480-490 kg abitante anno. Questo è un dato che ormai è consolidato dagli ultimi 5, 6, 7 anni. Mentre la percentuale di raccolta differenziata sale, mentre i comuni passano al porta a porta, siamo a Udine dove siete appena passati, altri comuni stanno passando, alcune realtà stanno facendo il passo oltre. Il passo oltre è passare da tassa a tariffa. Il passaggio da tassa a tariffa porta automaticamente
una riduzione significativa della quantità di rifiuti che vado a conferire. C'è da fare qualche ragionamento oltre anche per capire un momentino se è solo dovuto a una miglior organizzazione o selezione del bene che vado ad acquisire, se invece non ci sia, e in certi casi è evidente che c'è, in meno in parte, un spostare i rifiuti sotto altra forma. Cosa vuol dire questo passaggio? Diciamo che noi abbiamo visto nei comuni dove siamo passati da tassa a tariffa, vuol dire che tu paghi in funzione di quello che conferisci. Abbiamo dei comuni, perlomeno in Friuli Venezia Giulia c'erano già una 60, tutti abbastanza piccolini. Diciamo che ne abbiamo 20-30 già nel 2020 e circa una 30 sono passati nel 2021. Quindi abbiamo anche questa condizione. Ma era un aspetto che volevo toccare non tanto sull'aspetto, fra virgolette, poi di quanto paga la gente, ma sull'aspetto che dopo devi coinvolgere la cittadinanza, e il modo per toccando le tasche della gente è sempre uno dei modi che poi porta frutto. E per quello si parlava prima, il professor Marangoni evidenziava, di questo gruppo interdirezionale. Questo gruppo interdirezionale, di cui io miseramente faccio il presidente, ma insomma così è, che do la notizia al professor Marangoni appena oggi abbiamo rinnovato per altri 2 anni, è stato fatto il decreto oggi, perché scadeva quel fine di questo mese, fa parte a pieno titolo i colleghi delle attività produttive, perché non possiamo scollegare quelli che sono questi ragionamenti sull'economia circolare che noi abbiamo voluto aggiungersi vicino applicata, proprio per quello che diceva il professor Massarutto prima, perché poi non sia uno slogan, ma sia un qualcosa di concreto. Abbiamo voluto mettere in piedi questo gruppo dove chi, fra virgolette, poi nel mondo produttivo dai contributi deve poter avere una modalità per scegliere quelli che veramente fanno sostenibilità a 360 gradi, perché poi se parliamo di economia circolare anche giustamente il professor Massaruto ha evidenziato come parliamo in astratto di un qualcosa che poi arriviamo alla sostenibilità, abbiamo l'uso della materia, quindi non è detto che per forza chiudere il cerchio, fra virgolette, di un prodotto poi sia sostenibile per altri aspetti. E su questo potremmo aprire partite. È sostenibile secondo voi il fatto che io vado a raccogliere i rifiuti umidi del Lazio e li porto a Magnago? Anche no, forse no. Però poi questo succede in Friuli Venezia Giulia, visto che portiamo degli esempi locali. E quindi forse il ragionamento è sì, bello, produciamo compost, portiamo energia, però quanta energia spendiamo per portare questi rifiuti? Sarebbe tutto un ragionamento un momentino più articolato. Quindi il chiudere il cerchio, secondo me, va oltre l'economia circolare. Abbiamo voluto fare questo gruppo interdizionale in cui, con l'aiuto del cluster dell'arredo legno, con la presenza di ARPA, con la presenza dell'università, abbiamo fatto 2 tipologie di lavori. Uno, una prima mappatura di quelli che sono i progetti ipotetici di economia circolare che poi andranno a essere valutati e quant'altro. E ci siamo accorti che esistono già delle realtà virtuose o delle realtà che bastava poco per fare il passo oltre. E questo diciamo che abbiamo avuto 3 casi, adesso non mi dilungherò in questi casi, ma sono casi anche molto interessanti e anche molto banali. Ne cito uno solo perché è quello che forse è il primo che abbiamo toccato con mano. Un progetto di una società oltretutto di Udine, non del comune di Udine ma dell'Interland, che lavora nel ramo dei pallet. Questa società aveva già da anni in testa un progettino per mettere a rete i resi dei pallet. Ho scoperto io, che non sapevo questo, che esistono circa 600 tipi di pallet, perché noi il pallet lo immaginiamo sempre quello dove mettiamo sopra la legna, dove mettiamo sopra i pellet o altro. Esistono 600 tipi. Banalmente, creando
una piattaforma dove era possibile scambiare i pallet in giro per tutta l'Italia. L'anno scorso credo che abbiano fatto circolare circa 3 milioni di pallet che invece di diventare poi un sottoprodotto, un chippato, un qualcosa, è stato riutilizzato da qualcun altro. Cioè pallet fuori dimensione, se non creo un sistema che li metta in correlazione chi ha bisogno di 100 pallet piccolini, alti in un certo modo, loro li acquistano, li mettono in rete, non arrivano neanche alla ditta a Udine, vengono spostati automaticamente tra le due realtà, quello che lo scarta, quello che per lui è uno scarto, che non vede l'ora di disfarsene perché lui è arrivato il bene, ma per lui è un rifiuto. Ecco. Per esempio questo è stato, secondo me, una cosa molto semplice, se volete, bastava l'idea, lì è stata aumentata la piattaforma, quindi, e adesso sta funzionando. Credo che sia in questo momento l'unica piattaforma nazionale sul quale stanno scambiando centro-nord Italia in questo momento. E quindi un'esperienza, ecco, da questi progetti che abbiamo in qualche modo mappato grazie al cluster, siamo passati al passo oltre, che è quello che stiamo facendo in questo momento, che è quello di individuare le modalità con cui, uso un termine così, bollinare questi progetti, cioè dargli la credibilità che quelli sono veramente progetti di economia circolare e non è aria fritta che scrivo la solita relazione per dire che sono bravo. Questo è lo sforzo che stiamo facendo, perché abbiamo già trovato alcune valutazioni, proprio perché questo dovrebbe costituire, o costituirà sicuramente, elemento per tutte le filiere poi di contribuzione che la Regione al mondo produttivo metterà in piedi. Quindi da una parte c'è un sistema che va a identificare i criteri per cui quel progetto di sviluppo ha le caratteristiche per avere una sostenibilità ambientale, una sua circolarità, ma anche una sostenibilità talvolta, perché non sempre si riesce ad arrivare alla circolarità. Questo sta venendo avanti, in questo momento stiamo lavorando proprio su questo e credo che è una sfida. È una sfida perché quello che diceva perché chi poi effettivamente sta già facendo questi aspetti, si sta rendendo conto che quello che diceva il professor Massarutto non è un costo, la sostenibilità, è ripensare un nuovo modo di fare economia, è un nuovo modo di fare PIL, se volete, perché sposto la spesa da una parte all'altra, ma non vado e non è un costo che va a gravare su questi aspetti, perché poi ci si accorge, ecco, su questo, torno a bomba su certi aspetti che più mi competono, l'aspetto rifiuti, uno dei temi che stiamo affrontando, è quello sempre poi della normativa. Lo metto lì perché poi sono quello che poi firma le autorizzazioni. La nostra normativa purtroppo sui sottoprodotti è ancora una normativa, seppur modificata continuamente, che dà ancora tanto fastidio agli industriali. Gli industriali o comunque i produttori che piuttosto di avere la necessità di dimostrare che quello che per loro è uno scarto di lavorazione non è un rifiuto, preferiscono classificarlo come rifiuto. Questo è un dato oggettivo. Se c'è una preferenza da parte del produttore alla fine di avere lo scarto per avere in sicurezza il sistema. Cioè la preoccupazione che qualcuno domani venga a dirti che stai lavorando e che stai conferendo in maniera scorretta dei rifiuti è all'ordine del giorno da parte degli industriali. Questo è un passo che sicuramente va fatto a livello normativo, va fatto forse anche coinvolgendo con chi va poi a fare questi controlli, perché questo è sicuramente non puoi avere posizioni diverse tra amministrazioni pubbliche e un'altra amministrazione pubblica. Uno deve avere la certezza che quello che è
che viene classificato come non rifiuto, un sottoprodotto, articolo 184 ter del 152, ma no, inutile citare articoli che non serve a niente, uno deve avere la certezza di quello. E questo è un tema che può e limita certe idee o certi progetti che oggi invece potrebbero avere molte più gambe. Sto pensando a scarti anche di impianti, fra virgolette, di incenerimento a carbone utilizzati nei cementifici, che oggi qualcuno sta andando ad acquistare i nostri cementifici in Cina, con ragionamenti di altro genere. E sul discorso circolazione poi complessiva di non chiudere la partita, parlava prima di discariche. Il tema delle discariche è aberrante, parlo da piano regionale, cioè il fatto che oggi da qualsiasi parte si voglia fare una discarica o un impianto, basta parlare di un impianto di trattamento rifiuti, viene fuori subito un comitato. Cioè, questo diciamocelo chiaramente. Cioè, non è pensabile che noi, oggi come oggi, mandiamo all'estero 75-80% dei rifiuti speciali prodotti in Italia? Forse anche più. Vi posso dire perché vedo i rifiuti transfrontalieri, in quanto ci occupiamo come ufficio anche dei rifiuti transfrontalieri, che in questi 4-5 anni sono perlomeno triplicati i flussi verso l'estero. Ma non estero, paesi del terzo mondo, scusate il termine, con tutto rispetto per i paesi del terzo mondo, non è questo. Stiamo mandando i rifiuti in Svezia. Cioè i nostri sovvalli degli impianti di trattamento rifiuti, cos'è un sovvallo? Dopo che voi avete fatto la differenziata è arrivato un impianto, quell'impianto alla fine, da quell'impianto esce la plastica, le lattine e resta una certa quantità che è uno scarto. Poi bisognerebbe fare un ragionamento anche su questo, sull'efficienza di quegli impianti. Quello che è uno scarto, che può valere il 15%, 12%, sono bravo il 10%, funziona male il 30%, però c'è una certa quantità che per fortuna adesso rientra anche nel calcolo della raccolta differenziata. Dico per fortuna perché sennò c'è un gioco a rialzo, cioè anche io non sono tra coloro che amano i premi per i comuni ricicloni, lo dico subito, perché vedere numeri del 92-94% secondo me è improponibile. Cioè nel senso che si può arrivare a percentuali molto elevate, ma con numeri che ho visto faccio fatica. Cioè cosa vuol dire? Che tu hai messo dentro nel tuo sacco leggero che poi è andato a un impianto di selezione tutto, ma quello che viene fuori, andiamo a vedere quant'è il sovvallo, quant'è lo scarto finale, perché sennò ci prendiamo in giro. Ma non volevo arrivare lì. Ma comunque lì invece dicevo che i sovvalli, che hanno alto potere calorifico in generale, perché sono un po' di carta, un po' di piccola plastica, poi di solito li tiriamo fuori, li stiamo mandando ai termovalorizzatori, chiamiamoli inceneritori, poi qualcuno può chiamarlo con altri termini, normativamente potremmo dire, ai termovalorizzatori in Svezia per produzione di energia elettrica. Noi invece, appena pensiamo di fare un gassificatore, un qualcosa sul nostro territorio, che facciamo fatica a farlo declinare e passare, come che, anche perché se non li portiamo lì, li sbattiamo in discarica, non è che ci siano tante altre soluzioni. Quindi volevo dire che mi pare che stiamo intraprendendo una stagione in cui abbiamo una grossa opportunità. Una, di non essere così categorici come purtroppo in qualche anno si è stati fatti, che rifiuti zero, non si possono più produrre rifiuti, bisogna arrivarci, come diceva giustamente la Stella Cometa, no? Cioè vediamo di tracciare un percorso. Due, ci sono risorse per l'innovazione, anche lì le risorse per l'innovazione vanno ben spese, ci sono progetti interessanti che vanno sostenuti. Il tema purtroppo in Italia è quello delle tempistiche del PNRR, per cui non so se sapete, il rischio è che se tu non hai un progetto cantierato, contrattualizzato al 31/12/2022 non può entrare nel PNRR. Allora vuol dire
è una cosa spendere male. Quello che è rimasto nei cassetti. Non puoi pensare di mettere in piedi un nuovo progetto, perché qua appena parti con l'incarico, progettazione e tutto, 1 anno e 3 mesi, neanche dopo morto. Esce al 30 di settembre, adesso un bando sugli impianti di trattamento rifiuti da parte del Ministero dell'Ambiente, ma da quanto ho visto, non è ancora pubblicato, quindi non ho la certezza che sia così, mette sempre quel limite. Cioè vuol dire che tu fai centri di raccolta. Ecco. Ultime 2 o 3 cosette proprio flash. Cosa stiamo anche facendo? Stiamo sostenendo i centri di riuso. Riteniamo che i centri di riuso, ne abbiamo circa 15 finanziati in Friuli Venezia Giulia, 2 aperti e altri 4 che dovrebbero aprire entro un paio di mesi. Secondo noi possono essere interessanti, ma non per i quantitativi, perché poi parliamo sempre di numeri che poi sono quelli che sono, ma proprio per invogliare la gente a pensare prima di dare l'attributo di rifiuto a un qualcosa, di pensare se quello può essere utile a qualcun altro. Esistono già dei canali per cui la bicicletta del figlio piccolo la dai all'amico, però non esistono sempre questi canali. O non esistono in tutte le realtà questi canali, e quindi questo secondo noi abbiamo visto i 2 che stanno funzionando, che stanno andando bene, uno a Gemona e l'altro a Romance, piccolino, però sta funzionando, ecco. Poi abbiamo anche sulla sostenibilità, anche lì abbiamo messo in piedi coi comuni, ma adesso facciamo anche coi privati un sistema di contribuzione anche per l'eliminazione della plastica. Abbiamo visto che quasi tutti i comuni hanno aderito a queste iniziative, facendo di più e di meno. Ecco, credo che tutta una serie di piccole cose che stiamo facendo può aiutare a crescere in questa percezione che la sostenibilità non è un sogno, ma una strada da percorrere, è una strada che va percorsa a piccoli passetti, magari anche cerchiamo di accelerare questi piccoli passetti, però è fattibile. Come è fattibile, io ricordo quando si è passati, 2004-2005, in tutto il territorio regionale più o meno, dal sistema cassonetto al sistema porta a porta, chi più, chi meno, ma insomma quello è stato il periodo. C'è stata una levata di scudi da parte di tutti i comuni, tutti i cittadini, chi più, chi meno. Oggi, almeno nella gran parte del territorio, gli levi il porta a porta, se un amministratore si pensa di togliere il porta a porta, il cittadino gli dice sei pazzo. Cioè voglio dire, è un qualcosa che va portato avanti, bisogna che le amministrazioni tengano duro, porta a porta va declinato, vanno dati i servizi, cioè tutta una serie, poi possiamo ragionare. Le realtà chiaramente sono diverse, il piccolo comune è diverso dal comune, del centro abitato, però vediamo che dove è stato attuato ed è lì da tanti anni, parlando ma anche da quel poco di, fra virgolette, così, interviste che abbiamo messo in piedi con le persone, nessuno si pensa di tornare indietro, ecco, quindi questo, ecco. Io mi fermerei qui, Francesco. Grazie ingegner Gabrielgi. Grazie a tutti e 2 di nuovo per gli interventi. Se c'è, Antonio, volevi dare qualche dopo magari soltanto allora, 2 che non è una cosa che va avanti ore. Riprendendo quest'ultima cosa che diceva adesso l'ingegnere Gabrielgi, che è molto importante, no? Tu ricordi Ciro Lombardini? Sì. Un vecchio, uno dei primi economisti ambientali italiani, sì. Lui e Gerelli che aveva teorizzato lui lo chiamava il paradosso di Piazza Navona, no? Che consiste nel fatto che a un certo punto, quando si pose il problema di chiudere al traffico Piazza Navona, dove le macchine giravano allegramente, tutti i residenti e tutti i commercianti della zona erano fortemente contrari, no? Nonostante questo plebiscito di voti di no che l'amministrazione comunale ricevette, fu deciso di procedere ugualmente e di chiudere al traffico Piazza Navona. Qualche anno dopo rifecero lo stesso tipo di domanda alle stesse persone e ottennero un plebiscito di sì. Quindi voglio dire, siamo anche noi un po' pigri a volte, no? E quindi prigionieri delle nostre abitudini, delle nostre routine, del mondo come l'abbiamo conosciuto, del mondo di ieri, come lo chiamava Stefan Zweig, no? Tanto da non riuscire a
nemmeno a concepire l'idea che un altro mondo è possibile. La pandemia in questo è stata una bella lezione per tutti, anche perché ci ha insegnato che in effetti si può vivere anche in un altro modo, no? A parte chi ha imparato a fare il telelavoro, ma non parlo soltanto di queste cose qui, no? E che quest'altro modo non soltanto non è peggio di quello di prima, ma ci consente di fare di aprirci molti orizzonti che prima non avevamo. Quindi questo è molto importante. Quindi, però dato il dato appunto che siamo pigri, secondo me c'è bisogno da un lato di un'avanguardia di sperimentatori e dall'altro però anche di uno sforzo da parte delle istituzioni nel favorire questo tipo di innovazioni per renderle il prima possibile nuova routine per tutti quanti. L'altro tema che volevo riprendere è quello degli scarti, no? del gioco delle 3 tavolette che abbiamo fatto fra rifiuti urbani, rifiuti speciali, eccetera. No? I comuni ricicloni. C'era un signore che dirigeva una municipalizzata emiliana tempo fa che mi disse che lui le distribuiva fra i ricicloni e i raccoglioni, che sono quelli che raccolgono tanto, ma no? Perché questo? Perché appunto non dovremo mai dimenticarci che anche il riciclo, come tutte le attività produttive, ha rendimenti decrescenti. Rendimenti decrescenti vuol dire che se io faccio il 90% di differenziata, è facile che quello che raccolgo in quel 90% sia un materiale che in realtà ha un livello di purezza così basso che poi Allora, io ho fatto qualche conto in tasca, per esempio, all'azienda che in Italia rappresenta un po' il faro del modello rifiuti zero, che è Contarina di Treviso, no? Contarina di Treviso dichiara fra le righe, perché non lo può dire a voce troppo alta, che gli scarti del suo secco riciclabile sono il 30%. Allora, se gli scarti del suo secco riciclabile sono il 30%, raccogliendo il 90%, mentre invece, che ne so, in Emilia-Romagna, in Lombardia, dove fanno il 60% di differenziata, ma di quel 60 ne tengono il 95, perché gli scarti sono solo il 5, allora alla fine i numeri sono praticamente gli stessi. C'è un'unica differenza, che nel caso numero 1, diciamo, il problema smette di essere del gestore, ma diventa dei consorzi di filiera, del CONAI, eccetera, cioè di tutti i soggetti a cui io conferisco e che sono obbligati per legge a prendersi quello che io raccolgo con la differenziata, a patto che la qualità non scenda al di sotto di un minimo sindacale, però anche lì i controlli sono molto labili e soprattutto, cioè, è facile fare una buona raccolta in un comune, no, dove ci sono le case residenziali col giardino, eccetera, eccetera. È molto più difficile farlo in un centro urbano con i condomini, eccetera. Però se io faccio la media, poi, no? Quindi, nel libro uso la ricetta delle polpette come modo per spiegare, no? Cioè, nelle polpette tutti quanti noi ricicliamo gli avanzi del cibo facendoli diventare una pietanza succulenta che piace a tutti, ma in certi ristoranti io le polpette non le prendo, ecco, cioè, per il motivo per lo stesso identico motivo, se io mescolo un po' di rifiuti sporchi dentro una partita di rifiuti puliti, non riesco a rovinarli così tanto da renderli inutilizzabili. Però lo posso fare se i rifiuti sporchi sono una quantità relativamente piccola e quindi se vengono da un numero di comuni relativamente piccolo. Se io generalizzo ed elevo a sistema questo meccanismo, alla fine non so più cosa fare. Funziona come quando Lehman Brothers metteva nei prodotti finanziari qualche po' di mutui subprime inesigibili, a un certo punto hanno perso il controllo, non hanno più saputo quanti ne avevano messi dentro e ne è nata la crisi finanziaria del 2008. No? Cioè, è esattamente la stessa identica cosa. No? Quindi soltanto noi non ce ne accorgiamo perché siccome poi è il CONAI e le aziende che lavorano per il CONAI a scartare quel 30%, noi ce lo ritroviamo come rifiuto speciale, anzi con l'aggravante che se sono rifiuti miei ancora riesco a convincere i cittadini a fare un impianto per gestirli. Se sono rifiuti del CONAI, ma figurati chi mai accetta di avere un impianto che brucia gli scarti del CONAI che arrivano da mezza Italia, magari anche da casa mia, però mescolati con quelli di tanti altri, per cui non hanno più la targa e quindi io non so più da dove vengono. No? Quindi un'altra cosa che l'economia circolare non è un mondo senza impianti. Un mondo che trasformare, non possiamo pensare che la green economy significhi trasformare la nostra economia inquinante nel paese di Heidi, okay? Dove tutto è bello, tutto è verde, tutto è sostenibile perché non c'è nessuna attività che inquina.
Dobbiamo renderci conto che la green economy passa attraverso l'industria, passa attraverso impianti, appunto, anche, no? Che dobbiamo cercare di fare nel modo migliore possibile. Le tecnologie per farlo ce le abbiamo, peraltro, quindi non si tratta neanche lì di inventare niente di strano, il che non vuol dire, ovviamente, liberi tutti, bruciamo tutto, eccetera. Vuol dire però rendersi conto che ci sono in questo momento dei limiti tecnologici oltre i quali non riusciamo ad andare, e se facciamo finta che questi limiti non ci siano, poi succede come, no, che questi rifiuti che abbiamo buttato fuori dalla porta ci rientrano dalla finestra, magari dopo essersi fatti un giro in Cina, e ritornare da noi sotto forma di orsacchiotti di peluche ripieni di PCB, come è avvenuto tempo fa, no? Oppure ce le ritroviamo sotto forma di capannoni che vanno a fuoco perché sono stati adibiti allo stoccaggio di materiali teoricamente riciclabili che però poi nessuno vuole, e quindi siccome se sono teoricamente riciclabili ma nessuno vuole, sono rifiuti, ma a quel punto però io ho l'autorizzazione a gestirli come rifiuti speciali riciclabili, compro un magazzino di cui l'Italia è piena di magazzini abbandonati, quindi me lo regalano pure, lo riempio fino all'orlo di rifiuti riciclabili, poi dimentico una cicca in un cestino e apriti cielo. Quindi dobbiamo essere consapevoli che è giustissimo quello che diceva prima l'ingegnere Gabrielsi, cioè che noi abbiamo il nostro sistema oppone delle difficoltà insormontabili a chi vuole fare le cose bene. È anche vero però che molto spesso le attività in cui si fanno le cose bene possono servire da paravento a chi le usa per fare poi sottobanco le cose male. E per evitare che quindi si faccia il gioco della polpetta occorre essere molto chiari su cosa vuol dire end of waste e cosa vuol dire invece. Però lo possiamo, però è paradossale questo, no? Se noi non siamo chiari e quindi creiamo questa barriera insormontabile di regole, va a finire che pestiamo quelli buoni, mentre invece quelli cattivi il modo di aggirare le normative lo trovano sempre. Sì, ha perfettamente ragione, è proprio questo dicevo prima, no? Tutto sommato non avere le regole chiare consente proprio a chi vuole fare il furbetto di fare il furbetto, e chi invece tutto sommato oggi vorrebbe fare le cose per bene, per tutela di quello che sta facendo, per tranquillità, sta ben attento a farle, no? Cioè situazioni, attenzione, che situazioni dove capannoni riempiti di plastica, ce li abbiamo anche in Friuli Venezia Giulia, non pensiamo che prendano fuoco solo in giro per l'Italia, cioè ne abbiamo uno che adesso la Regione agirà in via sostitutiva a portare via tutto, dove, ma era anche sul giornale, quindi non svelo niente, c'è di dietro camorra e quant'altro, ecco, stiamo parlando di questo genere di giri, ecco, non pensiamo di essere il paese dei bengodi dove non avvengono. D'altro canto, se voi pensate che il ciclo dei rifiuti urbani del territorio regionale vale circa 160 milioni di euro e il ciclo dei rifiuti speciali vale almeno 6 volte tanto, vuol dire che il giro complessivo stiamo parlando di una miliardata. Dove ci sono tanti soldi è chiaro che, ecco, è più facile che si insinuino qualcosa che di illegale ci sia. Ma per questo dico bisogna invece dare una mano a chi ha progetti seri. Infatti quando parlavo dei comuni ricicloni mi riferivo proprio a quello che diceva il professor Massarotto, massimo rispetto per il premio Comuni Cicloni. Dico che personalmente farei delle valutazioni, credo che andavano bene 10 anni fa, quando si è iniziato a ragionare sulla raccolta differenziata a certi livelli, perché i ragionamenti sono prima. Oggi forse certe valutazioni vanno fatte in maniera diversa. Io personalmente sono quello che dice: datemi un numero e vi dico se avete un sistema buono o cattivo. Se siete sotto i 80 kg abitante anno di rifiuto residuo vuol dire che avete una buona gestione, se siete sopra c'è qualcosa e andiamo in analisi. Questo lo dico. La direttiva europea, per esempio, ha smesso di ragionare in quei termini, sono d'accordo, e ragiona al 65% di riciclo ma infatti, effettivo, e 10% però, massimo di discarica. Certo, no? Cioè, infatti quello dicevo che adesso per fortuna rientrano dall'altra parte, perché se no facevi i giochetti, no? Cioè tu hai comuni grossi della nostra regione che quando vedi un comune grosso della nostra regione che ha, e non parlavo di Udine, non parlo di altre realtà, che ha percentuali di raccolta differenziata che superano abbondantemente l'80%,
faccio fatica a credere che quell'80%, conoscendo il sistema della raccolta che non è neanche un porta a porta in quel caso lì, vuol dire che tu nel cassonetto della plastica o delle lattine o del vetro lì, in quel caso è vetro insieme a lattine, che poi finisce di tutto quello che poi diventa un scarto, che poi diventa un costo, perché poi quello che diceva il professore è ancora peggio, cioè io il sovvallo per me è un costo, cioè preferisco che gestirlo direttamente nell'indifferenziato, tanto alla fine lava, cioè il sovvallo o l'indifferenziato lava o in discarica o a incenerire, non è che va da altre parti. Salvo che non si mette l'etichetta di tutto riciclabile, lo mando in Vietnam. Sì, dopo Vietnam, no, adesso Laos, perché ti dico che le ditte cinesi hanno, le stesse ditte cinesi, perché la Cina ha bloccato la plastica, in questo momento le ditte cinesi che hanno una presenza anche sul nostro territorio regionale, tramite il porto di Capodistria, perché usano il porto di Capodistria, avremo almeno 10 container fermi sequestrati là, quindi occupandomi di rifiuti trasfrontalieri vediamo queste carte. E adesso la ditta cinese che prima faceva l'importatore delle plastiche ha messo una sede operativa nel Laos, quindi la stessa ditta cinese sta lavorando in Laos. Quindi questa è la situazione, e la Tunisia va anche per la maggiore. Ma la Tunisia è la zona Lazio che fa Noi invece arriviamo su Capodistria e poi andiamo dietro. Questo è un tema che andrebbe affrontato seriamente, ecco. Cioè nel senso che noi abbiamo alla fine della giostra sul nostro territorio 150.000 tonnellate, 150.000 tonnellate tra indifferenziato e sovvalli da impianti che da qualche parte devono andare. Vogliamo tapparci gli occhi, ci tappiamo gli occhi. Noi riteniamo, noi infatti nel nostro piano diremo qualcosa anche perché una volta che si è andato un impianto di selezione non è più rifiuto urbano, quindi non è più un codice 20 adesso per addetti ai lavori, quindi il piano dell'urbano è al limite quello che diceva giustamente il professor Vanzaluto, poi non è più un problema del gestore, invece noi riteniamo che deve essere un problema del gestore. Cioè noi almeno gli urbani dobbiamo mangiarceli a casa, scusate il termine, almeno gli urbani dobbiamo essere seri e dire che i nostri rifiuti urbani devono essere gestiti all'interno del nostro territorio, perché se no dopo non riusciamo ad avere credibilità quando andiamo a fare altri ragionamenti di altro genere. E questo vale per l'energia, vale per i rifiuti, cioè dovremmo anche fare un ragionamento che va sull'energia, sulla quale potremmo anche fare. Ma ho parlato anche troppo, scusate. No, anzi, tutt'altro, grazie. Compete a me chiudere questo incontro che spero sia stato di vostro interesse, sicuramente ricco di spunti, forse di domande, di dubbi. Fa parte anche questo del nostro mestiere, della nostra realtà, ma ringrazio tantissimo il professor Antonio Massaruto del Stadio Udine e l'ingegner Flavio Gabrielcis della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per averci proposto i loro ragionamenti, sostenuto le loro idee, la loro anche esperienza vissuta nella ricerca e nella pratica dell'amministrazione pubblica, che sono aspetti molto interessanti. Io vi dico, sappiate che le nostre istituzioni, l'università e in questo caso la Regione, continuano a lavorare su questi temi, guardate che cosa facciamo, lavoriamo anche assieme su vari fronti, penso alla strategia regionale per lo sviluppo sostenibile per citarne un altro, no Flavio? E adesso, salutandoci e ringraziandovi tantissimo per la vostra presenza e la vostra attenzione, rivediamo, almeno in video, questo bellissimo filmato che abbiamo proposto e condiviso con la città di Udine. Grazie e buonasera.
per un domani sostenibile, un patto per lo sviluppo del territorio.